E dunque andiamo a seguire la prima serie con Mattia Zuin, Nottoli nuoto, che prende subito il comando delle danze. 100 metri di gara per lui in 57,49, Riccardo Cervi in seconda posizione 58,25, Giovanni Coan 58,53. Mattia Zuin ha vinto 2 medaglie d'oro ai campionati italiani giovanili, ha vinto i 400 misti e i 200 farfalla, è stato bronzo nei 100 farfalla. Ottimo interprete anche dei 400 stile libero, dove abbiamo ricordato in presentazione è stato bronzo ai campionati italiani di categoria. In vasca lunga aveva nuotato 4,02 e 60 nell'estate scorsa a Roma. Tanto continua a condurre Zuin con 1,28 e 15 davanti a Riccardo Cervi, che ha virato in 1,29 e 18, poi Giovanni Coan 1,29 e 61. Riccardo Cervi, specialista della rana, è stato quinto ai campionati italiani giovanili proprio nelle specialità veloci della rana. Ottimo però anche in questi 400 stile libero. A metà gara Zuin l'unico sotto i 2 minuti, 1,59 e 15, Cervi 2,00 e 14 e Giovanni Coan in terza posizione 2,01,08. Giovanni Coan, che è stato anche lui medagliato ai campionati italiani giovanili, ma nella prova dei 400 misti, un bronzo per lui nella primavera scorsa a Riccione. Inizia la discesa, la seconda parte di gara, siamo ai 250 con 2,29,80 Zuin. Cervi che sembra risalire, segue a circa un secondo, 2,30,88 e poi Coan 2,32,18. Three 3:00,53 Mattia Zuin, Riccardo Cervi 3:02,20, Giovanni Coan 3:03,53. La situazione ai 3/4 gara con Zuin che ha dato un'accelerata decisa dopo la virata di metà gara. Cervi che tenta il tutto e per tutto per rimanergli vicino, rimanergli attaccato. Intanto ultime 2 vasche con Mattia Zuin 3:31,04, Riccardo Cervi 3:33,34, Giovanni Coan 3:34,81. Marco Barison detiene la miglior prestazione fino a questo momento, 4:10,18, quindi è il tempo di riferimento. Mattia Zuin, campione italiano giovanile dei 400 misti e dei 200 farfalla, bronzo in categoria nei 4 stile, va a vincere a Montebelluna. 4:00,49 per lui davanti a Riccardo Cervi, 4:03,63. Giovanni Coan chiude terzo in 4:05,52. Una gara di altissimo livello tecnico, sfiorato il primato della manifestazione, dunque è confermata la vittoria, anche se i risultati sono ancora ufficiosi, per Mattia Zuin. Nottoli nuoto.